Posa della prima pietra oggi della nuova sede della radioterapia IOV nell'ospedale di Castelfranco Veneto. La struttura si svilupperà su 3.000 metri quadrati, il nodo da sciogliere resta però quello del personale. Non una vera e propria pietra, ma una pergamena che suggella l'intesa che dà il via ai lavori della nuova sede della radioterapia dello IOV, IRCS, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Castelfranco Veneto, la terza sede di radioterapia dopo quella di Padova e Schiavonia. Avveniristica da un punto di vista tecnologico, con la realizzazione di 4 bunker, 2 le macchine sono già state scelte, per i restanti 2 bunker si è scelto di aspettare l'evoluzione tecnologica. Avrà una macchina importante, innovativa, che è l'RMN Linac, che non abbiamo nelle altre 2 sedi, e poi avrà come prima battuta un ulteriore acceleratore lineare per poter ovviamente ampliare la numerosità dell'offerta. Tecnologia ma anche umanizzazione, con una struttura immersa nel verde e cerniera tra lo storico parco di Villa Bolasco e l'ospedale San Giacomo. 3.000 metri quadri sopraelevati tra alberi e giardini interni, una parete di vetro che consente la visione del parco, pista ciclabile e parcheggio. All'interno la sala d'attesa per i pazienti e gli ambulatori. Noi ci aspettiamo che la costruzione termini nel giro di 1 anno e poi venga installata la tecnologia. Questo richiederà alcuni mesi. Noi ci aspettiamo che possa essere un numero di parecchie centinaia di pazienti che ogni anno potranno beneficiare di questo trattamento. Un ospedale nell'ospedale, un investimento di quasi 30 milioni di euro che va a definire la linea futura dello IOV stesso. In tutto questo resta da affrontare la carenza di personale medico, in particolare di radioterapisti. Tra numero chiuso nelle università e tempo di vita, l'altro aspetto centrale è quello economico. Il braccio di ferro è con Roma. Stiamo caldeggiando un emendamento che abbiamo prodotto proprio perché si possano, a livello locale dare degli incentivi ai nostri medici direttamente dal bilancio della regione, però bisogna che ci sia un'autorizzazione a livello nazionale, perché ricordo che il contratto è nazionale. Dall'altro però io sono anche convinto che la norma che chiedo di fare in modo di lasciare i medici ancora qualche anno sul posto di lavoro, se vogliono, ritardando la pensione, questo ci aiuterebbe non poco. Invece oggi sono obbligati ad andare in pensione.